Al via la seconda edizione di Targa 48, concorso patrocinato dal Comune di Venezia e dedicato alla canzone d'autore, aperto fino al prossimo 24 aprile a tutti gli artisti del Veneto nel ricordo del veneziano Lucio 48, cantautore e compositore, noto per essere l'autore del testo Con te partirò, interpretata da Andrea Bocelli. Concorso con anche un premio speciale dedicato al maestrino Piercarlo D'Amato, anche lui scomparso lo scorso anno. Amici ricordati da un altro veneziano, Francesco Sartori, è lui che ha composto la musica di Con te partirò, brano che con Bocelli e figlio ha letteralmente spopolato all'ultima edizione degli Oscar. Siamo riusciti a realizzare soltanto 4 album, 3 in vita e 1 postumo, però poi c'è stato altro con Lucio, sono i successi di Bocelli, ma questa è un'altra storia. Beh, successi di Bocelli anche con Lucio 48 e con te Francesco Sartori che avete spopolato nella notte degli Oscar. Sì, è stata una bellissima sorpresa, mi ha chiamato Caterina Caselli, hai visto? È stato molto bello, devo dire. Tornando al premio Targa 48, in giuria anche il giornalista veneziano Michele Bugliari. Ricordiamo a tutti gli artisti che possono mandare le loro canzoni sino al 24 di aprile e poi quelli che verranno scelti, gli 8 che saranno scelti, faranno la finale al Toniolo. Durante la finale canteranno la propria canzone e una canzone a loro scelta di Lucio 48, quindi sarà una serata molto ricca e molto interessante.